fischia l'arbitro, c'è subito la conclusione verso la porta del Testaccio con il suo numero 17 Giuliani, autore di 20 gol. Meglio di lui solo... No, in campo non c'è, stavo per dire Minotti, ma in campo non c'è. Nel frattempo Giuliani in avanti, c'è subito l'1-0 del Testaccio con Mirante. Dopo 40 secondi, come la partita precedente, c'è subito stato un gol dell'1-0 del Testaccio. Ora il De Angelis deve fare attenzione a non demoralizzarsi e a giocare come se stesse sullo 0-0, altrimenti il Testaccio già altre volte non ha risparmiato nessuna vittima sul suo cammino. Chiedere anche alla Pisana, che qui ha perso 9-0, anche se in 7 contro 8. Qui Giacinti all'indietro per Torri, gioca in avanti il De Angelis ma perde palla. Allora Starace, c'è la giocata per il numero 3 Baronci, Alaimo, sempre Starace, ancora Simone Starace che va da Mirante, che pensa al tiro in un primo momento, poi la gioca in avanti per Alaimo, prova a girarsi, lui l'ultimo a toccare, sarà fallo laterale per il Testaccio. Giocata la palla per il numero 10, pensa bene, Esposito. Allora fermata l'iniziativa del De Angelis. Baronci allora si va a vedere Alaimo, decide invece di servire il compagno di reparto, poi Mirante prende palla, si guadagna un fallo laterale. Starace, Baronci, la calcia sul numero 7 Esposito, lascia sfilare Luziatelli, proprio il numero 18 viene servito da Boni, di ritorno per il portiere. Starace, c'è la pressione del De Angelis, spera che arriva Mirante. Luziatelli, Baronci, ancora Starace, si appoggia su Mirante che pensa al tiro verso la porta, la risposta di Torri in calcio d'angolo. Batte proprio Mirante al limite dell'area, la tocca il numero 3 Zappellini. Subito però ha recuperato il pallone dal Testaccio, proprio con Mirante, fermato da Giacinti, che prova ad avanzare palla al piede, ancora il numero 5. Ci sono solo maglie nere, allora deve aspettare l'arrivo di Esposito, fermato da Alaimo. Si sovrappone Baronci, viene servito il numero 3 al vertice dell'area di rigore, calcia verso la porta con i piedi, risponde Torri presente, recupera Giacinti. Giacinti sbaglia qui però il De Angelis, ne approfitta Alaimo che supera De Angelis, la mette all'indietro verso Giuliani. È stato fermato però il suggerimento dalla difesa del De Angelis, dal numero 10, pensa bene, che verticalizza adesso per il numero 3 Zappellini, prova a far passare la palla in mezzo a 3, recupera tutto il Testaccio. Manni, Giuliani, anticipato da Giacinti. Alaimo, ancora Giacinti, c'è Baronci sulla sua squadra, sulla sua strada, sarà fallo laterale per il De Angelis quando siamo arrivati quasi al quinto minuto di gioco. De Angelis, colpo di tacco a servire, pensa bene, una serie di palleggi del numero 10 che è costretto poi a tornare addirittura all'indietro da Torri. Giacinti, sventaglia in avanti, Zappellini viene anticipato bene da Manni, allora
sì, scusate, Mirante. Giuliani si libera al tiro dal vertice dell'area di rigore. La strozza troppo, ma si sta scaldando il numero 17. Giacinti allora. Zappellini pensa bene. Esposito. Va giù il numero 7, sarà calcio di punizione per il De Angelis. Fischia l'arbitro, parte il tiro, viene colpita a barriera però dal numero 8 Valentino. Allora Giacinti, vede palla De Angelis, viene servito invece il numero 7 Esposito, pensa bene, in avanti proprio per Valentino che pensa al tiro, girata però del numero 8, trova il bersaglio grosso. Boni, Baronci scambia con Starace, ancora il numero 3 che la gioca in avanti verso Giuliani che riesce di sponda ad andare da Mirante subito di prima per Alaimo che entra in area, supera Torri, non può evitare il numero 16 del De Angelis, Tumolo che la palla varchi la linea della porta e 2-0 De Angelis, ha segnato Alaimo. Ora l'imbeccata di Mirante, per lui un gol e un assist. Pensa bene ora. Si gira. Va da De Angelis. Giacinti. Torri. Ancora Giacinti. Lungolinea. Buona la sponda per pensa bene. Sale il numero 10. Esce Boni. Sulla sua verticalizzazione la fa sua. Allora Manni sulla destra, gioca vicino per Mirante, con il cambio di gioco su Baronci. Alaimo scambia proprio con Baronci che sbaglia tutto, recupera Valentino, Esposito pensa bene, prova ad imbucare il numero 3 Zappellini, la palla però si perde sul fondo quando siamo arrivati all'8° minuto di gioco. 2-0 per il Testaccio, reti di Mirante e Alaimo. Starace, Luziatelli verso Giuliani, anticipa bene di testa il giocatore del De Angelis che oggi gioca praticamente con una maglia che ricorda la nazionale albiceleste. Buono il velo nel frattempo di Zappellini per il numero 16 Tumolo che calcia verso la porta con il sinistro, il suo tiro è troppo flebile, non trova lo specchio della porta. Baronci, Starace, ora Baronci alza la testa, lancia Giuliani che secondo l'arbitro poi ha commesso fallo, sarà quindi calcio di punizione. Giacinti subito a ricevere sulla 3/4 del De Angelis, prova a superare il centrocampo, lo affronta Starace, gli concede solo rimessa laterale proprio davanti alla panchina dei giallorossi. Pensa bene, scambia con Giacinti, poi in avanti per il numero 7 Esposito, torna all'indietro, arresta la corsa, serve ancora una volta il numero 10. Allora Giacinti pensa al tiro, c'è una deviazione, poi la doppia deviazione di Manni ha potuto permettere a Boni di arrivare sulla sfera e bloccarla. Starace di prima, per poco non ferma tutto Zappellini, ancora Manni, deviato il suo lungolinea per Mirante che poi però l'ha toccata, sarà quindi fallo laterale per il De Angelis. Valentino si appoggia su pensa bene che di prima era buona l'intenzione, meno l'esecuzione. Giuliani fermato il numero 17, spera che arriva a Torri, è stato impegnato già in più di un intervento, ha dovuto anche raccogliere 2 volte già la palla dal sacco quando siamo al 10° minuto di gioco. Valentino
forse gamba tesa di Starace, lascia proseguire il direttore di gara per un secondo, poi dopo, una volta che si è reso conto che il vantaggio del De Angelis non si era concretizzato, ha fischiato calcio di punizione. Ora c'è un time out proprio per la squadra ospite. Fischia l'arbitro. Esposito al cross dentro, la tocca Baronci, la blocca Boni. Servito proprio Baronci. Luziatelli verso Alaimo, è buono il controllo del numero 15, anche se si allunga leggermente la palla, riesce comunque a rimanere in possesso della sfera. La perde poi Mirante, la recupera con grande caparbietà sul numero 7 Esposito. È proprio Mirante ora a ricevere il pallone sotto la nostra postazione, una serie di finte del numero 19 che si appoggia poi all'indietro su Baronci. Va giù Starace, si prosegue, Mirante la mette dentro, ha provato a correggerla in rete Giuliani, può ripartire nel frattempo il De Angelis. Tumolo a servire il numero 9 Gianmattei, entrato in campo da poco. Ora Giuliani, Mirante, la finta che si guadagna calcio d'angolo. Anzi no, fallo laterale, lo batte subito Manni. Starace ha provato a scambiare con Mirante, ha recuperato tutto, pensa bene, ferma altrettanto bene Luziatelli. Ancora Starace, limite dell'area, fermata la sua imbeccata, riparte Giacinti, palla al piede. La corsa del numero 5 che va a servire poi il numero 9 Gianmattei, che la mette in aria, allontana il testaccio. Allora Baronci, Alaimo, ritorno proprio per il numero 3 che con caparbietà arriva lo stesso sul pallone. Torri esce, anticipa tutti, fallo laterale per il testaccio. Battere Mirante per Starace che la mette giù. Manni, ancora Starace, Mirante, il tiro, ha provato a piazzarla di poco alta sopra la traversa. Sicuramente positiva la prestazione finora del numero 19, un gol e un assist per lui. Pensa bene, c'è la pressione di Starace, ancora il numero 10 riesce a girarsi però sul giocatore del testaccio, sbaglia però l'appoggio Esposito, ne approfitta Alaimo. Ancora Mirante, allarga tutto su Baronci, se la porta sul sinistro. Il numero 3 ha provato la verticalizzazione per Giuliani, non gli è riuscita. Ancora Starace però rischia qualcosa perché per poco non gliela sfilano. Mirante verso Alaimo, la lascia sfilare con esperienza Giacinti. Quando siamo arrivati al quarto d'ora di gioco, Giacinti verso Tumolo che si porta fuori il pallone. Manni scambia con Starace, di prima verso Giuliani, ferma tutto Giacinti, buona
finora la prestazione del numero 5 che sta tenendo in piedi la retroguardia del De Angelis. Ora è proprio De Angelis a lanciare in avanti, la tocca Luziatelli verso Alaimo, Baronci per Giuliani, c'è calcio di punizione secondo il direttore di gara. Ma devi a bene a po'. Parte Starace, non ha aspettato il fischio dell'arbitro e ha trovato la porta. È il 3-0 del Testaccio che ha trovato impreparato però il De Angelis. - 3-0 tra le proteste del De Angelis. Allora Esposito prova a rientrare, scambia con Pensa Bene, interviene Baronci che la mette in fallo laterale. Si è un po' accesa la partita dopo il gol del 3-0 di Starace. Le proteste sono arrivate più che altro nei confronti dei direttori di gara. Giacinti, Pensa Bene, arresta la corsa, ci prova il De Angelis, la traversa, l'ha toccata forse Boni, ha risposto così il De Angelis al 3-0. Pensa Bene, ora Baronci verso Giuliani, si gira il numero 17, cerca il sinistro, la manda ancora fuori, si accende a fiammate Giuliani, vediamo se riuscirà a trovare il gol questa sera. Giacinti, De Angelis, lancia verso Gianmattei, arriva però il pallone direttamente a Boni che va da Baronci. Luziatelli, ancora Baronci, ferma il De Angelis, pallone che arriva Esposito, lo affronta il numero 3, c'è calcio di punizione secondo il direttore di gara. Esposito sul secondo palo, traiettoria molto insidiosa che esce sul fondo. Luziatelli, Starace, Alaimo, scambia ancora con Starace, di nuovo per il numero 15, Luziatelli, poi Mirante, Boni, pesca Giuliani che viene però scavalcato dalla traiettoria. Allora Torri, Giacinti, Gianmattei, pensa bene, prova a girarsi, c'è la pressione di Manni, ma giù il numero 10 è tutto regolare secondo il direttore di gara, non protestano, a dirla tutta quelli del De Angelis. Poi il tocco per anticipare Starace, diventa un assist per Giuliani che scivola però. Servito ora Giacinti, c'è la pressione di Alaimo,
riesce il numero 5 però a destreggiarsi, a servire Giammattei, fermato da Luziatelli che era uscito dalla retroguardia, fischiato calcio di punizione per il De Angelis, battuto subito, sfera che è servito per pensa bene. Nel frattempo c'erano proteste di Starace che è stato servito da Manni. Mirante larga bene per Baronci, ancora il numero 3, cross sul secondo palo, arriva all'appuntamento Giuliani, fa 4-0 e trova il 21esimo gol in campionato. 4-0. Ora De Angelis, Torri rischia qualcosa qui, la perde il De Angelis, non ne approfitta però il numero 10 Alessio Starace. Allora Baronci, proprio per Giuliani che aveva forse pensato a una rovesciata, è stato affrontato dal numero 5 Giacinti. Ora viene servito sulla tre quarti Giammattei, pensa bene, all'indietro per il numero 13 del De Angelis, servito poi Esposito che va al tiro, ha toccata con la punta delle dita Boni che si è fatto trovare preparato. A battere De Angelis, cross troppo lungo che sfila dall'altra parte del campo. Starace, Manni, Luziatelli, riceve Alessio Starace tra le linee, ancora il numero 10 all'indietro per il numero 18 Luziatelli. Manni in avanti a cercare Giuliani che va verso Mirante, riesce a controllare in un primo momento il giocatore del Testaccio, poi Alessio Starace si divora il gol del 5-0. Giacinti, Giammattei, fermato pensa bene da Manni, Giuliani direttamente in porta, la tocca Torri e si rifugia in corner. Alessio Starace, il cross al limite dell'area, più precisamente sul vertice, ferma tutto il De Angelis. Allora Giacinti per Esposito che rientra sul sinistro, ancora il numero 7 con caparbietà riesce a rimanere in possesso della sfera, poi Giammattei fermato, allora Baronci che riparte, ancora il numero 3 deve arrestare la corsa all'altezza del vertice dell'area di rigore, si appoggia all'indietro per il numero 10 Alessio Starace, Simone Starace vede Manni che si è sganciato, lo serve, si appoggia all'indietro per Mirante, un cross dentro per Alessio Starace che ancora una volta non riesce a trovare lo specchio. Buono comunque il cross di Mirante. Giacinti, Luziatelli ferma Esposito, allora Mirante sbaglia, questa volta l'appoggio, ne approfitta Giacinti che va dal numero 7 Esposito, affrontato proprio da Mirante, ancora il numero 7 si gira, si guadagna calcio di punizione vicino alla bandierina quando siamo arrivati praticamente al 25esimo minuto di questo primo tempo. Aspettiamo solo il recupero.
attimo di recupero, giocherà quindi ancora un minuto. Pensa bene direttamente in porta, pallone che rimane al limite, la recupera ancora una volta Mirante, una serie di finte vicino al calcio d'angolo, la perde però il numero 19, proprio Gianmattei al cross, dove c'è solamente Alessio Starace che deve controllare e servire Simone Starace. Si è sganciato Baronci, Starace decide invece di servire Mirante che la controlla benissimo, si accontenta di un fallo laterale. Subito battuto da Mirante verso Giuliani che si gira molto bene, la chiamava Alessio Starace, forse il numero 17 ha commesso fallo su Zappellini senza il forse, calcio di punizione per il De Angelis. Quando è finito anche il minuto di recupero si porta il fischietto alla bocca, il direttore di gara, il duplice fischio, finisce 4-0 il primo tempo, si riprende questo secondo tempo. Recupera subito palla Baronci, ne è entrato in campo Mancinelli, cambiano Starace e Neri. Di prima Alessio Starace a cercare Giuliani, viene fermato però dalla retroguardia del De Angelis. Nella pausa tra il primo e il secondo tempo Roberto De Angelis si è confrontato con il direttore di gara, non è felice dell'episodio che ha portato al gol del 3-0, se non andiamo errati, di Starace. Funzione battuta senza aspettare il fischio dell'arbitro. Roberto De Angelis imputava all'arbitro di averlo chiamato, facendogli quindi perdere l'attenzione. Pensa bene, De Angelis, deviato il suo appoggio, lo tiene in campo Baronci, scambia con Alessio Starace il numero 3, poi c'è la pressione di Pensa bene, si guadagna calcio di punizione Baronci, viene aiutato a rialzarsi da Esposito, nel frattempo ha già battuto Luziatelli andando su Starace che scambia con Alessio Starace. Mancinelli, Luziatelli, Starace di tacco, si diverte ora il testaccio a giocare, abbiamo detto tante volte, non c'è una differenza sostanziale tra il testaccio e le altre big, manca solamente un po' di continuità, un po' di mentalità a questa squadra che potrebbe fare molto di più. Luziatelli, se non giocasse solamente quando è in serata di grazia. Poi abbiamo assistito anche a partite da dimenticare per i giallorossi. Nel frattempo Gianmattei cercare, pensa bene, manca tanto l'assenza di Alfonsi, squalificato ancora di più, però manca Minotti, lui che all'andata è stato fondamentale per il De Angelis, recuperando le 2 reti di svantaggio. Infatti ci ricordiamo che il testaccio era in vantaggio per 3-1, è stato poi ripreso negli ultimi minuti dai gol di Minotti e Alfonsi. Loro erano stati i protagonisti di quella serata per il De Angelis, che viaggiava sicuramente a ritmi diversi rispetto a quelli di questa seconda parte di stagione. Tant'è, ci ricordiamo anche l'intervista di Roberto De Angelis che diceva: nel frattempo però Giuliani si gira, deviato il suo tiro calcio d'angolo, ripetiamo, diceva che il De Angelis era sicuramente la squadra migliore rispetto a quella dell'anno precedente, che era retrocessa e poi ripescata, e anche quest'anno però si trova invece a dover lottare per la salvezza. Mancinelli, il cross al limite dell'area, allontana la retroguardia del De Angelis. Gianmattei la copre sulla pressione di Neri, che riesce comunque a sfirargliela, poi il suo tiro non è dei migliori. Allora Valentino la chiede De Angelis, fa tutto da solo invece il numero 8, commette fallo Mancinelli, sarà calcio di punizione sulla 3/4 per il De Angelis, che ripetiamo non naviga sicuramente in buone acque, terzultima a 18 punti.
quello che preoccupa forse il De Angelis è anche il risveglio del Real Granella, che ha fatto diversi punti nelle ultime giornate. È stato fermato però dalla Pisana in settimana, Pisana che è tornata al gol. Qui c'è fallo su Boni che viene scalciato. Si riprende al 7° minuto la partita. Giuliani di prima verso Mancinelli, il numero 27 cambia fascia per Baronci. Luziatelli si guadagna fallo laterale il numero 16 Tumolo. Allora, ancora il De Angelis con Esposito, attacco verso il numero 13, la risposta di Boni che si fa trovare sempre pronto quelle poche volte in cui viene chiamato in causa. Starace, Baronci si guadagna la posizione centrale del campo, ancora Baronci, poi va a servire Mancinelli, il cross dentro per Giuliani, la doppietta del bomber del Testaccio che sale a quota 22 in campionato andando ad agganciare proprio Minotti, grande assente del match. 5-0. Salut Andon. Salut Andon. Sarola. Dai, fai 2 metri. 5-0 ora per il Testaccio, parziale che si fa pesante per quelli del De Angelis. Saluta padre. De Angelis verso Tumolo che non la controlla, allora Baronci, Luziatelli, ancora Baronci, davanti Luziatelli verso Giuliani,
cerca adesso momento ideale per cercare la gloria personale. Recupera ancora una volta Luziatelli, Mancinelli, Alessio Starace per Simone Starace, con l'esterno ha provato a servire Mancinelli, spera che non ha preso i giri giusti, è uscito in fallo laterale. Allora pensa bene, lo affronta Mancinelli, si guadagna fallo laterale. Baronci verso Giuliani, messo giù, calcio di punizione per il testaccio dalla tre quarti. Fischia l'arbitro. Giuliani, è una partita alla botta che ha impattato però la barriera del De Angelis. Allora Ancinelli si guadagna fallo laterale, lo batte Alaimo proprio per Giuliani, il ritorno per il numero 15, pallone giocato all'indietro per Manni che pensa al tiro, si impenna però la traiettoria del difensore del testaccio. Anticipato qui il numero 9 Gianmattei Daneri, spera che arriva a Giuliani che è altruista e la va a scambiare nuovamente con il numero 9 Neri, è il 6-0 del testaccio calciotto, una doppietta e un assist per Giuliani. Gianmattei, Giacinti, Valentino, De Angelis la perde, se la porta fuori il numero 2, allora Alessio Starace, Manni, Alaimo, scava per Alessio Starace, entrano in area Mirante e Mancinelli, ancora Starace fa tutto da solo, solo fallo laterale per il testaccio che aveva praticamente due uomini soli all'interno dell'area, sono stati serviti però dal giocatore del testaccio. Allora Manni, Neri cerca la doppietta, spera che esce però in fallo laterale. Allora Valentino, Manni si gira per il tiro, decide alla fine di servire Mancinelli, un po' impreciso però il suggerimento del numero 5 che sfila sul fondo. Ricordiamo 6-0 il parziale a favore del testaccio. Sicuramente questa era una partita ostica per il De Angelis che non dovrà però bucare la prossima contro l'Atletico Fiumicino che si trova in zona salvezza. Era importante per il De Angelis provare quantomeno a strappare un pareggio all'Atletico Fiumicino, mentre il testaccio dovrà andare a affrontare il Bacci contro il quale aveva pareggiato 3-3 all'andata in una di quelle serate un po' storte del testaccio. Qui Boni va direttamente da Mirante e gioca di fisico con Valentino, secondo l'arbitro il numero 19 ha commesso fallo. Tumolo, Gianmattei, pallone giocato per Valentino, il cross sul secondo palo, Neri appoggia su Boni, ora Mancinelli, c'è la pressione di Tumolo, va all'indietro per Boni che si destreggia anche con i piedi. Alaimo intercetta tutto, pensa bene, che pensa al tiro, scusate il gioco di parole. Boni in due tempi la blocca. Mancinelli, Starace, Alaimo,
la perde Starace, la recupera Esposito che va al tiro, trova l'incrocio dei pali, è un gol bellissimo, è il 6-1 del De Angelis, il gol della bandiera. Si è un po' concentrato il Testaccio, qui Mirante pensa al tiro che viene deviato, calcio d'angolo per la squadra di casa che adesso ha subito questo gol, dovrà subito rispondere quindi al gol del De Angelis. Pallone all'indietro per Neri che si coordina al volo, la tocca Torri in calcio d'angolo, ottima la coordinazione, parata un po' per i fotografi però quella di Torri, proprio Mirante verso Starace, c'è Mancinelli al limite, viene servito ora il numero 27 che la rimette dentro per Luziatelli, ha provato anche lui a trovare la gioia personale, Torri gliel'ha negata. Alaimo, Manni, ancora Alaimo che arriva sul fondo, il cross dentro, ferma tutto Valentino, poco non la recupera Alaimo, pensa bene ora, palla sul destro, serve De Angelis che cambia gioco su Giammattei, c'è Tumolo in appoggio, Giammattei decide proprio di servire il numero 16, se la porta sul sinistro, cerca il fondo, il cross sul secondo palo dove c'è però solamente Alaimo, superato anche il quarto d'ora di gioco, a ricevere Manni e va verso Mancinelli, servito Mirante, forse pensa al tiro e così lo esplode, lontano dal bersaglio grosso. Tumolo, il lancio che arriva direttamente a Boni, poi Alaimo, Luziatelli, poco non la recupera Giammattei, la recupera invece il numero 16 Tumolo, sfera poi giocata per Giacinti, lo ferma Alessio Starace, può ripartire il Testaccio, si stacca Mancinelli sulla destra, Starace fa tutto da solo, vertice dell'area, rientra sul destro, sul primo palo, la tiene lì però Torri che va subito a rilanciare per la ripartenza del De Angelis, Giacinti, Giammattei ferma tutto Neri, poi Luziatelli, Mancinelli, Manni, di prima Neri verso Mirante che si destreggia sulla tre quarti, pensa al lancio, poi fa tutto da solo, sbaglia, perde palla il numero 19, allora Esposito può provare a trovare il 6-2, serve Giacinti sul fondo, il cross, non ci sarebbe comunque potuto arrivare nessuno dei suoi. Poi allora decide di giocarla vicino per Luziatelli, Alaimo, vede palla Neri sulla destra, Alaimo invece scambia con Mirante e ora va a servire Neri che si appoggia su Manni, cambia gioco il numero 5 verso Starace, anticipato, calcio d'angolo per il Testaccio, batte subito Mirante, Alaimo dentro, allontana Tumolo, Giammattei, Esposito, da solo Giacinti, ancora Esposito che voleva servire forse proprio il numero 5, pallone che torna per lui, Giammattei al limite, pensa al tiro il numero 9, poi va da Esposito che sul secondo palo aveva cercato Giacinti, anticipato da Boni che va subito con le mani verso Mirante, fermato da Valentini che alleggerisce, poi in torsione di testa su Torri. De Angelis lancia dove c'è solamente Neri, allora Manni, Mirante, Alaimo, prova ad arrivare sul fondo, messo giù, calcio di punizione per il Testaccio, lato corto dell'area di rigore.
Fischia l'arbitro, va Alessio Starace a cambiare gioco sul numero 9 Neri. Mirante pensa al tiro sul secondo palo, viene fermato dalla retroguardia del De Angelis, ma ci prova sempre dalla distanza il numero 19 che vuole trovare la doppietta. Manni, Luziatelli, Alaimo, ancora Luziatelli, sempre per il numero 15. Buona anche la prova del numero 18 in fase difensiva. Ora Alaimo. Manni cambia tutto su Neri. Mancinelli proprio per Manni. Mirante pensa al tiro e questa volta trova il gol del 7-1, l'ha cercato con insistenza Mirante e la doppietta del numero 19, 7-1 per il Testaccio. Buonasera. La perde De Angelis, la recupera Starace che va a servire Mancinelli che cerca di non scivolare, riesce comunque a rimanere in possesso del pallone Alessio Starace, di tacco per Simone Starace, non si sono intesi i due. Allora Torri a lanciare verso Giacinti, anticipato molto bene da Mirante che si spende anche in fase difensiva, ora però si perde Giacinti che tutto solo stoppa la palla e fa 7-2 a tu per tu con Boni che non sembra proprio felicissimo dello spazio e della solitudine concessa al numero 5, 7-2. Bravo Brocca! Bravo Bro! Starace, Manni, Bravo Brocca! Mirante, Dai Bro! scivola Esposito e calcia poi verso la porta, palla che esce fuori. Mirante prova a tagliare il campo, la deviazione che arriva nei pressi di Simone Starace, ha toccata Valentino ora, spalle alla porta, il numero 8 cerca un numero su Starace che non lo lascia filtrare, deve passarla su Zappellini, Gianmattei è pressato da Neri, torna proprio su Zappellini, pensa bene, sulla tre quarti, si gira, va a palla al piede, serve Esposito che prova un cross dentro l'area, questa volta Mirante si oppone bene al tentativo del De Angelis. Alaimo, Manni riesce ad arrivare sul pallone, non serve però nel migliore dei modi Mancinelli, Zappellini la manda a fallo laterale in favore dei giallorossi. Neri, Starace, Zappellini, lungolinea, ferma tutto Neri, sfera che arriva comunque a pensa bene. Largata la palla, poi giocata in avanti per Gianmattei, Boni esce, gli impedisce di siglare il 7-3. Fallo laterale battuto verso pensa bene che va da Esposito. Ancora Esposito prova ad entrare all'interno dell'area di rigore, lo tiene bene Mirante, pallone che non è uscito. Allora gioca dall'indietro per il numero 10, pensa bene che sbaglia l'appoggio, ne approfitta Laimo per far ripartire il Testaccio. Starace verso Manni, di nuovo per Starace, prova a pescare dentro l'area Mancinelli, fermato dalla retroguardia del De Angelis, manca oramai un minuto e mezzo alla fine di questo secondo tempo con Valentino che va a lanciare in avanti, pallone che arriva direttamente tra le braccia di Boni che serve poi Neri. Manni scambia proprio con Neri, sfera che arriva a Starace che sbaglia, però il suggerimento, ultimo uomo del Testaccio in questi ultimi minuti è Mirante che si diverte così a cambiare gioco verso Alaimo, quasi con il goniometro, il numero 19. Allora Alessio Starace, fermato da De Angelis, ritorna sul pallone il numero 10, poi la perde definitivamente, ancora Giacinti,
il numero 5 a tu per tu con Boni che non si lascia ipnotizzare almeno nel primo tentativo. Poi sul secondo arriva la doppietta di Giacinti e il 7-3 del De Angelis. Manni, 20 secondi alla fine di questo secondo tempo. Cambia gioco anche Mani verso Starace. Verso Starace che calcia sul secondo palo. Palla che si infrange sul palo ed entra in rete l'8-3 del Testaccio quando arriva anche il triplice fischio del direttore di gara. Finisce appunto 8-3 per i giallorossi che rimangono terzi in classifica, niente da fare per il De Angelis.